Non voglio entrare nel campo delicatissimo dei giudici perché fare i giudici è molto molto difficile, soprattutto in vicende di questo genere. Io personalmente avrei disposto una perizia per valutare intanto lo stato di capacità di intendere e di volere di Filippo Turetta e poi se avessi dovuto dare una pena allo stato dei fatti avrei dato 27 anni. Però i 27 anni dal mio punto di vista devono essere scontati tutti dal primo all'ultimo giorno. Secondo l'avvocato bellunese Maurizio Paniz, la pena dell'ergastolo chiesta dall'accusa per Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, di fatto è una pena di morte senza funzione rieducativa, così come evidenziato in aula anche dal difensore dell'imputato, il professor Caruso. La condanna da scontare però, dice Paniz, deve essere certa. Il tema vero è decidere se in un ordinamento civile la pena dell'ergastolo è ancora compatibile o non compatibile con il principio della Costituzione per il quale la pena deve essere proiettata ad una riabilitazione nella società civile dell'autore del reato, anche dei reati più efferati, più difficili da accettare sul piano morale e sul piano della vita sociale, come nel caso di Giulia, che sicuramente ha subito una fine che è totalmente ingiustificata sotto tutti i punti di vista, perché l'efferatezza del delitto nessuno la può mettere in discussione. Secondo Paniz, la ringa del collega Caruso, definita irrispettosa da Gino Cecchettin nei confronti di Giulia, è stata invece corretta. Credo che la difesa sia stata corretta, che abbia rispettato il dolore della famiglia, il dolore di tutti coloro che conoscevano la vittima. Non mi pare che sia stato mai superato il limite che deve essere imposto anche al difensore e naturalmente posso capire perfettamente la posizione del papà che ragiona in termini soprattutto emotivi, però ho visto con molto piacere nelle dichiarazioni di oggi che ha detto accetterò comunque la pena che verrà ritenuta corretta da parte dei giudici. L'avvocato analizza poi la risonanza mediatica data al caso. Certamente il mondo mediatico tocca le corde dell'emotività, ma i giudizi non devono essere legati all'emotività, devono essere legati all'obiettività degli elementi e tutti gli elementi da discutere sono quelli che vengono presentati dal pubblico ministero e dalla difesa e poi sta al giudice valorizzarli